sono felice che il Giro sia qui a Fiume Veneto, della partenza della 15ª tappa. Io ho anche negozio qui a Fiume Veneto, ho partecipato al concorso del Migliore Vetrine e sono anche orgoglioso di averlo vinto. Emozionante, un evento del genere non capita raramente, è davvero bello, sì. Beh, intanto complimenti assolutamente a tutta l'amministrazione, a chi ha avuto questa fantastica idea. È veramente una grande occasione per il nostro comune ed è la cosa più bella che veramente da appassionato di ciclismo poteva succedere nel nostro paese. È arrivato il Giro d'Italia, finalmente, e quale migliore occasione per promuovere le aziende agricole e i prodotti eccellenti del comune di Fiume Veneto. Io l'impegno ce l'ho messo tutto e quindi facciamoli conoscere al mondo. È un benvenuto anche da parte della comunità parrocchiale di Fiume Veneto, che in questi giorni ha visto il paese tingersi di rosa per questa partenza. Partenza è una comunità che accoglie e che desidera partire, continuare a ripartire e raccogliere questo messaggio di squadra, di un cammino che si fa insieme, di una comunità che vuole continuare a correre e a camminare insieme. Diciamo che è una città molto partecipativa, quindi quando c'è qualche evento rispondono bene e in questi giorni infatti è pieno, da ieri, l'altro ieri, anche stamattina, tanti colori, tante cose belle. Anche per noi ristoratori ringraziamo la Giunta per questo Giro, ci ha portato sicuramente un'ondata di energia e di positività. Viva il Giro! Lo sport è una gran bella cosa, ma il ciclismo è un'altra cosa. Una volta mi allenavo, poi mi preparavo e adesso passeggio. È un cavalcavia, è un gran premio della montagna e che gran premio! È con profondo orgoglio che oggi Fiume Veneto ospita la partenza della 15ª tappa del Giro d'Italia, il riconoscimento di un lavoro importante di questi anni in ambito sportivo e sicuramente anche di quello importante del gruppo ciclistico Bannia. Tutta la comunità si tinge oggi di rosa. Sotto la rovetta con la vostra voce, aiutatemi. 10, 9, 8, 7. Parte la 15ª tappa del Giro d'Italia. Una bellissima festa per Fiume Veneto, frutto del lavoro di squadra. Grazie, grazie, grazie a tutti, ma proprio tutti quelli che hanno collaborato. Viva il Giro d'Italia! Viva il Giro d'Italia! Viva il Giro d'Italia! E adesso? Beh, pronti per il Tour de France!